buonasera a tutti. Il tema di questa mia conversazione, come ovviamente vedete sapete, è la chiesa di Nazareno, che ho scritto in realtà nel titolo c'è già un piccolo errore, una chiesa a pianta ellittica. Poi vedremo che non è in realtà ellittica perché è un qualcosa di diverso, è un ottagono allungato. Però è importante perché nasce proprio, si sviluppa proprio nel Settecento l'idea di fare delle chiese un po' diverse da quelle solite che erano a navate o pianta centrale, con queste piante o ellittiche, ovali, eccetera. Quando nel libro che ho curato insieme a Giovanna Bianchi su Santa Margherita, ho fatto un saggio proprio sulla chiesa di Nozzarico, intitolandolo con una frase latina che ho trovato nelle visite pastorali fatte dal vescovo. Ecclesia in forma ovali. Già nel titolo aveva colpito questa strana forma della chiesa, perché a Santa Margherita le chiese, poi vedremo, sono tutte appunto in tipo basilicale o ad aula. Ma in realtà la chiesa di Nozzarico, di cui si avevano poche notizie, esisteva anche un libro pubblicato dalla parrocchia, che un libro fatto dal parroco Don Devoto, mi sembra, in cui si dicevano delle notizie storiche, ma in realtà poi di fatto non è mai stata analizzata bene. Ma veniamo, io ho fatto una carrellata un po' da lontano per capire com'è una chiesa ellittica. Sono partito niente meno che da San Pietro, la prima chiesa in qualche modo importante della cristianità, che come vedete non esiste più perché ovviamente è stata demolita per fare il nuovo San Pietro, ma di cui si hanno ampi studi e già fin dal Rinascimento dei disegni ancora prima che venisse demolita. E la pianta è questa che vedete, una pianta a 5 navate con un transetto, che è questa struttura trasversale, e un'abside. Vedete questa veduta prospettica molto bella che rappresenta una chiesa molto semplice, grande ma semplice, perché proprio la chiesa paleocristiana doveva simboleggiare un percorso verso l'altare, quindi verso Dio, verso la celebrazione dell'incarnazione, e quindi aveva questa semplice pianta, anche se articolata come in questo caso in 5 spazi, 5 navate con grandi dimensioni. Ma in realtà le chiese già in epoca tardo antica o bizantina ce ne sono di forme diverse. Il famoso San Vitale di Ravenna, siamo nel VI secolo, periodo bizantino, è una chiesa a pianta ottagonale. Devo dire che appunto la pianta ottagonale forse si prestava meno per questo senso di percorrenza dall'ingresso, dal nartece, dal quadriportico verso l'abside, perché è una chiesa che ha una centralità, anche se poi in questo caso, forse poi così faccio vedere, e anche se poi in questo caso l'abside dove c'è l'altare era sempre comunque in una direzione, non era al centro della chiesa. C'è un'altra chiesa famosa a pianta centrale, o meglio, o in origine a pianta centrale, che ha dato in qualche modo il segno di molte architetture nel mondo cristiano, d'Oriente soprattutto, ma d'Occidente, il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Oggi la vedete così, questa pianta molto complessa. Chi è stato a Gerusalemme si ricorda che ha tutta una serie di cappelle di vari culti, dal culti copti, caldei, eccetera, più piani, eccetera, con armeni che litigano con gli ortodossi, con i cristiani, con i francescani che tengono in qualche modo la custodia della chiesa per i cattolici. Vabbè, la chiesa era nata come pianta circolare, questa qui è la parte più antica, è l'Anastasis costantiniana, siamo nel IV secolo. La chiesa nasce su
come un martirium sul luogo dove è stato crocifisso Gesù. E quindi era un luogo di particolare venerazione. Ecco perché la pianta centrale, perché si poteva girare attorno al luogo della sepoltura per avere un senso, diciamo, di purificazione, come anche nelle chiese, molte chiese, santuari della Francia medievale, ci sono queste absidi tonde dove la gente girava intorno e pregava, e quindi aveva questo senso. E così è questa. Poi nel frattempo si sono ampliati gli spazi di questa chiesa e si è allungata, sono arrivati i crociati con la prima crociata 1099, l'hanno ampliata. Oggi quello che vedete appunto sull'immagine di sotto è un edificio complesso che va dalla parte appunto paleocristiana fino alla parte romanica, eccetera. Però c'è l'origine di questa pianta circolare e quindi vediamo. Ma ci sono, perché vi ho fatto vedere prima questo? Tanto perché è una delle chiese dopo San Pietro importanti della cristianità, ma soprattutto perché la pianta circolare nasce come ricordo, celebrazione del luogo di un martirio. E le piante centrali nell'architettura tanto antica e alto medievale, poi anche medievale, hanno un significato non solo di luoghi dove magari c'è stato un qualche evento, un martirio, eccetera, ma anche come luogo di sepoltura o anche di nascita, il battesimo, il battistero. Col battistero si ha in qualche modo chi è battezzato entra a far parte della comunità cristiana. Chi muore viene sepolto, c'è un transito, ma sappiamo che per il cristiano non è una fine ma è l'inizio di un'altra vita, quindi in qualche modo entrambi questi aspetti, la morte e il battesimo, sono simili e quindi sono celebrati da un edificio a pianta centrale. Uno dei più antichi che tutti conosciamo è il mausoleo di Teodorico a Ravenna, fatto costruire da Teodorico per il proprio tomba. Questo quindi ha un impianto centrale perché non aveva necessità di avere questa percorrenza, così come vi dicevo i battisteri, famosi battisteri. Il battistero degli ortodossi onioniani di Ravenna, siamo nel V secolo, vedete la pianta che è un ottagono con 4 cappelle agli angoli e un interno appunto a pianta ottagonale in questo caso. Basta non andare troppo lontano di qui, ma in Liguria esiste un bellissimo esempio di battistero ottagonale che è il battistero di Albenga. Albenga, città romana, ha molti ricordi della sua passata sede di un importante centro romano, poi uno dei primi vescovati della Liguria. Ci sono ancora poi nel Medioevo, che normalmente chiesa a pianta centrale se ne incontrano molto poche, però si incontrano quelle che ad esempio ricordano il Santo Sepolcro. Qui siamo a Pisa, vedete che c'è in alto a sinistra la pianta, l'esterno e l'interno. Questa è una chiesa costruita dai cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Oggi sono quelli dell'ordine di Malta, però allora erano i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme che avevano fondato un ordine che curava i pellegrini, i malati e soprattutto difendeva in armi i luoghi santi della Terra Santa. Molti pellegrini, molti che avevano frequentato Gerusalemme, si ricordavano di questa pianta del Santo Sepolcro prima delle trasformazioni e l'hanno importato in Europa.
Molte chiese dedicate al Santo Sepolcro sono a pianta circolare o ottagonale, come questa, bellissima. Siamo appunto nel XII secolo, probabilmente l'architetto è Diotisalvo, uno famoso perché ha lavorato anche nel battistero nel Duomo di Pisa, ma è importante perché una pianta ottagonale o comunque circolare, quindi fuori dalla norma della chiesa longitudinale, si ritrova un po' in tutta Europa. A Londra c'è la chiesa dei Templari, che anche quella è un bellissimo esempio di pianta ottagonale. In Spagna, in Francia, ce ne sono in diversi casi, e questo ha un'origine quindi di importazione. Ma ci sono anche delle chiese bellissime medievali a pianta circolare. Questa è una interessante chiesa che è in provincia di Bergamo, almeno San Salvatore, ed è una chiesa, come vedete, romanica a pianta centrale, quindi non fuori dalle norme. Ma c'è una chiesa che volevo proporvi, che in qualche modo è collegata, anche se non c'entra niente, perché è a migliaia di chilometri di distanza, di tempi, è questa chiesa a Colonia. Colonia è una città romana, Colonia infatti, oggi Köln, che ha delle bellissime chiese romaniche, ahimè buona parte ricostruite, perché come tutte le città tedesche durante la guerra è stata bombardata. San Gereone è una chiesa a pianta ottagonale allungata, e qui siamo già in presenza di un qualche cosa che richiama, poi vedremo, il nostro esempio di Nozzaro. Non è una chiesa ellittica, ma non si vede, non ho fatto tempo a trovare una pianta, ma qui vedete ha una forma con tutta una serie di altri corpi, e quindi c'è già l'idea di una trasformazione della pianta centrale tipica dell'ottagono del cerchio in un qualche cosa che è una via di mezzo tra la pianta centrale e la pianta longitudinale. Arriva il Rinascimento. Nel Rinascimento l'idea dell'uomo e della centralità dell'uomo fa sì che molti architetti prediligano un modello di pianta di chiesa a pianta centrale. Questa è una delle più famose, che è Santa Maria delle Carceri a Prato, di Giuliano da San Gallo, famoso architetto della fine del 400, fiorentino, che come vedete è una pianta, un quadrato con 4 in qualche modo bracci, croce greca si chiama, perché la croce greca, anche questo non è una novità degli architetti del Rinascimento, perché ci sono degli esempi in epoca romana, nel bizantino, il mausoleo di Galla Placidia anche ha questa forma. Molti battisteri non hanno una forma circolare, ma hanno anche questa forma di croce greca. Molte chiese in Grecia e nell'area bizantina hanno questo impianto, però evidentemente è piaciuta molto agli architetti del Rinascimento per la sua carattere di centralità. E un esempio di chiesa a pianta centrale, anche qui esemplare nel Rinascimento, è il San Pietro nella prima versione, poi è stato modificato, e qui vedete una serie di piante che dalla prima idea del Bramante, che è quella in alto a sinistra, questa, no? Che poi è lo stesso di questa, che è esattamente una pianta centrale a croce greca, anche questo. Si passa poi con vari architetti che ne hanno fatto delle versioni più o meno variate, fino ad arrivare poi a quella di Michelangelo, l'ultima a destra, che è quella realizzata, dove Michelangelo toglie qualcosa all'impianto bramantesco e comunque realizza una chiesa a pianta centrale, poi allungata con le navate che conosciamo dagli architetti poi del tardo 500, da Maderno e da altri architetti, però l'idea è la pianta centrale, quindi si abbandona con San Pietro, che era una chiesa tipo della cristianità, la pianta longitudinale, si adotta la pianta centrale. Siamo nel 1505, Bramante, appena arrivato a Roma
da Milano e comincia a produrre. Quindi questa pianta centrale è stata in qualche modo l'archetipo di molti edifici rinascimentali di questo tipo. Non ultimo, qui a Genova abbiamo Santa Maria di Carignano, che Galeazzo Salessi, architetto perugino di formazione romana, non a caso porta come modello, chiamandosi proprio al San Pietro in corso. Ci sono dei bellissimi esempi nell'area centrale italiana, che sono ad esempio anche questo, Santa Maria della Consolazione a Todi, che per conto mio è una delle più belle paese rinascimentali, attribuita a Bramante nel 1508. Evidentemente Bramante poi, arrivata a Roma, era chiamato un po' dappertutto, no? Nell'Italia centrale, e produce questa chiesa che vedete, un quadrato con 4 esedre. Poi va da sé, qui non ho la pianta, una foto dell'interno non l'ho messa per non appesantire, ma ad esempio poi l'altare in questo caso non è al centro ma è in una delle 4 absidi, per cui in realtà la forma centrale viene in qualche modo modificata nell'uso in una pianta allungata, perché c'è un ingresso principale, vedete che comunque c'è un'abside che non ha 3 ingressi e un'abside, quindi c'è in realtà in questa pianta centrale già un'idea di longitudinalità. Bramante colpisce ancora San Pietro di Montorio, il Tempietto, un'altra chiesa bellissima, che non è una chiesa perché la chiesa di San Pietro di Montorio al Gianicolo è quattrocentesca, molto bella, ci sono i francescani anche qui, però nel cortile c'è questo bellissimo esempio di chiesa, non è una chiesa, è un tempietto si chiama, ma in realtà anche questa ha la sua importanza come pianta centrale, perché è stata costruita sul luogo dove si presume che sia stato crocifisso San Pietro. Quindi c'è l'idea di valorizzare questo luogo, e addirittura non ho una sezione, ma la chiesa ha 2 livelli. C'è la cappella sotto, che al centro reca il punto dove è stata infissa la croce di San Pietro. C'è una aula superiore che si collega visivamente con quella inferiore attraverso un buco nel pavimento, molto bella. E qui il progetto di Bramante prevedeva poi un cortile che riprendesse comunque l'idea della centralità, poi non realizzato. È stata realizzata, come vedete nella fotografia a destra, solo la chiesa. Quindi anche qui, a distanza di 1000 anni dai primi esempi, siamo in presenza di una chiesa martirium come quelle che abbiamo visto o battisteri a pianta centrale. Ma nel Cinquecento comincia a formarsi l'idea di una pianta un po' diversa, una pianta ellittica o allungata. E qui vediamo 2 primi esempi di chiese che sono state costruite da un architetto famoso, Jacopo Barozzi da Vignola, quello che ha composto il trattato, la regola degli 5 ordini di architettura, quel libro, un manuale usato da tutti gli architetti fino all'800 per impostare i vari ordini architettonici, le dimensioni, i tipi di capitelli, di basi, il diametro delle colonne, il rapporto all'altezza, eccetera, eccetera. Vignola, che era un architetto molto esperto, ricordiamo che a lui si deve la cupola della chiesa di Santa Maria degli Angeli all'Assisi, quella bellissima cupola che si nota da parecchi chilometri di distanza. Vediamo 2 esempi, sono 2 piccole chiese, perché una è Sant'Andrea sulla via Flaminia e l'altra è Sant'Andrea dei Palafrenieri in Vaticano. Sant'Andrea sulla via Flaminia è una chiesa oggi un po' sfortunata perché si trova fuori la Porta del Popolo, dove c'è la Porta del Popolo, si esce
la via Flaminia comincia, che va fino a Fano. A un certo punto, 1 chilometro di distanza dalla porta, c'è questa chiesa che purtroppo è sacrificata dal fatto che ci passa davanti un tram. E vedete che c'è il tram. Poi tra l'altro la chiesa è aperta domenica mattina per celebrazione di una messa, quindi in realtà non è molto visitabile. Però è una piccola chicca, perché è una chiesa del 500 che ha una struttura, come vedete, interna fatta di paraste, questi elementi addossati alla parete, con questa cupola ellittica che vedete nella parte superiore, e questa è la pianta che abbiamo già visto. Non c'è nulla di quello che poi vedremo nel barocco che fa capire come in realtà questa pianta ellittica significhi un qualche nuovo approccio all'architettura, come invece fa la poi Borromini e Bernini. Questa è un'altra piccola chiesa, sempre della Sant'Anna dei Palafrenieri. I palafrenieri che erano quelli che tenevano i cavalli, no? E questa chiesa, piccola chiesa in Vaticano. Qui c'è già pronunciata più rispetto a quella di prima l'idea dell'ellisse. Vedete che anche l'interno è chiaramente impostato proprio sull'ellisse, la cupola è puramente lì. Un'altra chiesa interessante, sempre a Roma, San Giacomo degli Incurabili, una chiesa che forse non si vede, perché delle migliaia di chiese che sono a Roma, centinaia che sono a Roma, forse questa è una di quelle meno note. Però è molto bella, è in fondo al percorso verso la piazza, verso la piazza del Popolo, ed è una chiesa di l'ospedale di Incurabili, che questo architetto Francesco da Volterra realizza in forma ovale. Qui ci può essere anche una ragione perché la forma ovale. Vedete che questa è la facciata che è, in qualche modo non è in asse con l'asse principale della chiesa, perché questo lotto che aveva a disposizione l'architetto era un po' irregolare, per cui probabilmente, questa è una mia impressione, la pianta ottagonale, la pianta ellittica si prestava meglio ad essere inserita in questo contesto, perché se avesse fatto una pianta allungata, quadrata o centrale, forse l'avrebbe snaturata di più. Ma veniamo a uno degli esempi più famosi che tutti conosciamo, che è il Borromini, questo architetto luganese che si trasferisce a Roma nella prima metà del Seicento, costruisce una delle più belle chiese romane, che è San Carlino. San Carlino perché è piccola, una piccola chiesa, alle 4 fontane. Qui abbiamo l'idea di una pianta molto già trasformata. Qui proprio siamo nel pieno clima barocco, dove l'architetto trasforma gli spazi interni con forme di espansione, di riduzione, che è veramente un capolavoro. E qui vediamo proprio molto bene questa pianta che ha dei movimenti che non è più nell'ellisse, ma una compenetrazione di figure geometriche, con questa bellissima cupola che è ellittica. Il Bernini, il grande antagonista di Borromini, o meglio, Borromini era l'antagonista di Bernini, perché Bernini era famoso per tutti gli incarichi che aveva. Borromini era stato incaricato dagli ordini religiosi più poveri, i filippini, i trinitari, eccetera, mentre Bernini aveva delle grandi commissioni dal Vaticano, eccetera. Bernini fa una chiesa che anche questa è un capolavoro, che è Sant'Andrea al Quirinale. Anche qui l'idea della pianta ellittica nasce probabilmente, tra l'altro Bernini cambia. Di solito siamo abituati a entrare in una pianta ellittica dall'asse maggiore, dall'asse più maggiore. Bernini la ruota di 90 gradi, si entra dal lato minore,
vedete? È una pianta e poi vedremo l'interno. E questo perché? Perché questa, che è la chiesa del noviziato dei Gesuiti a Roma, aveva necessità di occupare un'area che è lungo la via del Quirinale, evidentemente larga e stretta. Bernini usa questa pianta ellittica proprio perché si può arretrare dalla via per creare questa piazza, che è di nuovo una serie ellisse, quindi c'è una serie ellisse che dialoga con l'ellisse interna, con tutta una serie di spazi. Poi tra l'altro la chiesa è un capolavoro di marmi pregiati, rari, eccetera, e anche questa è un piccolo, perché la chiesa è piccola, ma un grande capolavoro. Andando avanti abbiamo che questa pianta ellittica si trasferisce un po' in Europa, perché gli architetti barocchi dell'Italia centrale, dell'Europa centrale, vengono a Roma, studiano, rilevano soprattutto gli edifici del Borromini e del Bernini e ne sono colpiti. Uno di questi è questo architetto Johann Bernhard Fischer von Erlach, che a Vienna trasferisce l'idea della pianta ovale e crea questa bellissima chiesa di San Carlo Borromeo. Questa è la pianta e questo è l'interno. Una pianta, come vedete, sempre l'ellisse, che viene percorsa nel senso longitudinale, poi con una serie di spazi e di cappelle, compresa anche questa facciata che si allarga sulla piazza, come vedete, questa grande facciata che in qualche modo è autonoma dal resto. E questa è, diciamo, una pianta ellittica molto famosa, anche se non ha quel movimento, quella vivacità che avevano invece le chiese romane del Bernini e del Borromini. È una chiesa dignitosa, grandiosa, che gli Asburgo volevano come in qualche modo propria sede di sepoltura, poi invece non è stato così. Un'ultima, tra l'altro famosa e importante, che conosciamo di pianta ellittica è Santuario di Vicoforte presso Mondovì. Qui è interessante perché la pianta ellittica non viene dall'idea delle piante ellittiche del Settecento, ma nasce prima. Ascanio di Tozzi, questo architetto di Orvieto, che nel 1596 è incaricato dai Savoia di costruire questa chiesa grandiosa sul luogo dove c'è stato un miracolo, quindi anche lì c'è sempre l'idea di avere una pianta in qualche modo non a navate, ma che richiama una centralità dove l'evento del miracolo è legato un episodio che è stato in qualche modo leggendario di questo